No, sono asciugutti secondo me. Sì, Un po'. E dopo dice che ha un conto di sospeso. E dobbiamo pensare a qualcosa settimana? Beh sì, ho saputo che pensa. Guarda, Satira, mi raccomando, pungente, però non esageriamo. Ecco, ma ti sembra tipo? No, appunto. No, comunque, guarda, parliamo di... Guarda, secondo me io indovino anche da casa, guarda. No, De Berlusconi, basta. Basta. Però te che si navissi un suo amico. Ma che amico? Uno che viene dalla Libia. Ma parliamo di un argomento, per esempio, non so... niente, Silvio. No, parliamo... È il carnevale, per esempio. Perfetto, bravissimo. Non ci hai tolto, sì, stiamo più leggeri di qua di là. Ed ecco appunto una vignetta sul carnevale, perché sembra che non succeda mai niente. In tutto il mondo si fa il carnevale, tutto il mondo. Ed ecco qua uno vestito di carnevale, facciamo uno zoom, che dice giustamente, ma quale rivolta in piazza? Anche noi a Tripoli festeggiamo il carnevale coi carri. Che non sei carnevale, perché hai sbagliato tutto, vabbè dai. Che sei botti, la trombetta, quindi secondo me... Sì, che ne con un'altra. Ed ecco qua, no, qua adesso andiamo a toccare un argomento più triste, perché non so se sapete, c'è la guerra civile, e questo porterà crisi anche energetica, quindi il petrolio, tutto quanto. Il petrolio costa caro. Però noi abbiamo Tremonti, che risolve sempre tutti i problemi, ed ecco qua infatti Tremonti che appunto non vi preoccupate, abbiamo già un piano per superare un'eventuale crisi energetica. Il petrolio verrà estratto a sorte. Può essere un'idea, perché mi pare che questo gioco è un gioco un po' allo scaricabarile, ecco, questo vai. Tanto per stare in tema. Vabbè, giochiamo allora, il luogo da indovinare, eccolo qua, 049 63 11 11. Che luogo è? Chi abbiamo in linea? Pronto? Palla Vittorio da Vicenza e Villa Cricoli di Gian Giorgio Trissino, dove ha lavorato